Intanto saluto tutti, sono Paolo Bernardini, sono il presidente del Partito Nazionale Veneto, nella vita insegno storia moderna all'Università dell'Insubria a Como e dirigo un centro di studio americano qui a Padova della Boston University. Sono qua oggi a Piazza delle Erbe, vicinissimo a dove vivo peraltro, per distribuire i volantini del nostro Partito Nazionale Veneto, che è l'unica risorsa, è l'unica soluzione che i veneti hanno a disposizione per riconquistare il benessere, la felicità e soprattutto la libertà, che è il bene più grande. Noi vogliamo ottenere l'indipendenza in modo pacifico, in modo assolutamente democratico e seguendo quello che fanno tantissimi altri movimenti e partiti in tutto il mondo, dalla Bolivia alla Catalogna. L'esempio che vorrei portare è un esempio estremamente importante per noi, è l'esempio della Scozia. La Scozia probabilmente nel 2010 sarà in grado di separarsi dopo circa 303 anni dal giogo di Londra e la Gran Bretagna cesserà di esistere. Questo porterà un enorme beneficio, io credo, non solo al popolo scozzese, che peraltro è molto vicino a noi nella nostra lotta, ma anche alla stessa Gran Bretagna. Credo che il futuro del mondo sia tutto nei piccoli stati, soprattutto i piccoli stati con una grande tradizione di indipendenza, penso a Venezia, penso anche a Genova, io sono genovese, sono 1000 anni di indipendenza che deve essere riconquistata, rivalorizzata con le forme naturalmente adatte al mondo contemporaneo. Il Partito Nacional Veneto ha un obiettivo politico, un progetto politico che è assolutamente dirompente per la politica veneta. Noi altri riteniamo che il destino dei veneti si fa a Venezia e non a Roma.